Il derby sardo illumina il Friday night della Serie A2. Amici di Directa Sport, benvenuti al Palaconi, teatro della sfida tra Leonardo Cagliari e Città di Sesto, valida per il 14° turno di campionato. Sfida che ha il sapore dello scontro diretto tra due formazioni che cercano punti per allontanarsi dalle sabbie mobili della classifica. I padroni di casa della Leonardo occupano l'11° posto con 10 punti e allo stato attuale andrebbero a giocare i play-out. Un gradino sopra c'è invece il Città di Sesto che di punti ne ha 12. Atmosfera davvero calda per questo derby, tutti i posti a sedere sono occupati qui al Palaconi. Questo è l'ingresso in campo delle squadre. Il Città di Sesto in tenuta classica rosso-blu, divisa gialla invece per la Leonardo. La partita verrà diretta dal signor Leonardo Spano di Olbia, dal signor Michele De Sogus di Cagliari. Al crono ci sarà Fabio Loni di Cagliari. Leonardo che, come ben saprete, si è mossa di recente sul mercato, riportando a casa Marco Tidu dopo la parentesi con il Petrarca Padova, ed è tornato in Sardegna anche l'ex Città di Sesto, tra le altre uno degli ex di questa partita assieme a Manuel Erbi. Stiamo parlando di Vanderlei Bonfin che torna in campo dopo aver scontato una squalifica davvero lunga, una squalifica di un anno. Erano inizialmente pensate 2, squalifica peraltro combinata quando indossava i colori del Bernalda. Dentro per la Leo anche Jota Mayoral, lo spagnolo, che però squalificato per questa partita. Sono andati via Ugas, Dulcis e Sanchez Garcia. Torna in questo derby molto importante il capitano Fabio Perdighe, fuori da 2 mesi praticamente per un problema all'adduttore. Nel Città di Sesto invece ci sono alcuni problemi legati alle squalifiche. Casu e Cau out, torna a pieno regime invece Giacomo Ruzzu. Prima convocazione, anche questo da segnalare, per il giovanissimo classe 2000 Lorenzo Azzeni, giunto dal club San Paolo. È il momento delle foto di squadre, prima il Città di Sesto, poi la Leo. Manca ormai pochissimo all'inizio di questa partita. Abbiamo detto Leonardo all'11° posto in classifica con 10 punti. Nell'ultimo turno del 2019 ha battuto la formazione di Toni Petruso per 5-4 l'Olimpia Regium con la doppietta di Podde, il gol di Davison T2 e Fernando Dos Santos. Seconda vittoria stagionale dopo che la prima era arrivata proprio all'esordio per 5-1 contro il Città di Sesto, e torneremo su quella partita più avanti nel corso della nostra telecronaca. Città di Sesto che invece arriva dalla sconfitta per 5-3 appunto nell'ultimo turno del 2019 contro la capolista Milano. Non sono bastate in quel caso le reti di Paolo Pinto, Sampaio e Nuninho, 3 volti nuovi arrivati durante la rivoluzione operata a dicembre dal presidente Agus per rimediare a un inizio di stagione piuttosto balbettante. In precedenza da segnalare anche 2 vittorie consecutive contro Fenice Venezia Mestre e dell'84 per rimettere un po' le cose a posto in classifica. È iniziata intanto la partita, il primo possesso è per il Città di Sesto con Eder Ruffini ad alzare subito il pallone in verticale all'indirizzo del compagno di squadra in maglia numero 12. Si trattava di Paolo Pinto. L'uscita da parte di Erbi, come detto uno dei 2 ex di questa partita, a proteggere il pallone. Ora si gira Fernando Dos Santos per la Leo, in maglia numero 11 invece c'è Panucci. Lo scambio ancora Fernando Dos Santos, fermato in maniera regolare dalla pressione di Eder Ruffini. La rimessa in gioco è per la Leo, se ne incarica Marco Tidu, come detto di rientro dopo l'esperienza con la maglia prestigiosa del Petrarca. Fernando Dos Santos protegge il pallone, prova a servire il compagno, viene fermato. La discesa di Conrado Sampaio per Eder Ruffini, il pallone in mezzo, l'uscita poi riesce in qualche modo ad allontanare la Leo. Ci aveva messo una mano Manuel Erbi, pulisce quella zona del campo e poi cerca di ripartire ancora la formazione cagliaritana affidandosi a Fernando Dos Santos. Prova a puntare Eder Ruffini, il doppio passo, poi torna all'indietro Tidu. Il pallone giocato poi lateralmente, il tentativo di mettere in mezzo da parte del giocatore in maglia numero, andiamo a vedere un po', dovrebbe trattarsi del numero 2 Lecca. Ad ogni modo è pronto a ripartire il Città di Sesto con Roberto Ezzi. Il pallone ora giocato in direzione di Paolo Pinto, ancora un intervento e poi la rimessa in favore
della Leonardo. Abbiamo già visto qualche tema conduttore che potevamo peraltro immaginare alla vigilia di questa partita, ovvero la tanta intensità espressa dalle due formazioni in campo. Ancora Tidu in orizzontale a cercare Lecca, il movimento da parte del numero 11 di casa, si tratta di Panucci, prova a tagliare con questo suggerimento il campo Fernando Dos Santos, il contropiede del Città di Sestu con il pallone che era arrivato puntuale sui piedi di Nuninho, ha provato a indirizzare verso la porta di Erbi, è riuscito a ricavare soltanto un corner, la rasoiata di Eder, il pallone fuori non di tantissimo con Erbi che era comunque sulla traiettoria. 18:32 da giocare nel primo tempo, 0-0 il risultato, riparte la Leo con Marco Tidu, quindi Michele Lecca. Ancora la squadra padrona di casa ad affidarsi a Fernando Dos Santos, c'è la segnalazione da parte dell'arbitro e la punizione già battuta dalla Leo, prova a insistere Lecca, gli viene sradicato il pallone dei piedi da parte di Conrado Sampaio in porta, fuori ancora di poco, tanta verve anche per Conrado Sampaio in questi primi 2 minuti scarsi di partita. Tidu qui non riesce a mantenere in campo e allora la rimessa sarà per il Città di Sestu. Abbiamo detto 10° posto per la squadra rossoblu, 12 punti in classifica, 3 vittorie, 3 pareggi, 7 le sconfitte. Questo il bilancio. Il pallone qui per Sampaio, non riesce a controllare come avrebbe voluto il giocatore in maglia numero 18, servito da Paolo Pinto. Ancora interessante però la manovra della squadra guidata da Chicco Cocco. Ancora Pinto che prova ad andarsene, lungo la linea laterale si trascina il pallone fuori, la rimessa sarà per la Leonardo che respira. 17:51, Erbi guarda in avanti, invita i compagni ad avanzare, poi porge il pallone in direzione di Lecca, lungo a cercare Fernando Dos Santos, pallone troppo alto, non riesce a controllarlo il numero 4, è già ripartito Ezzi. Paolo Pinto controllare il pallone con calma, quindi Eder dall'altra parte cambia gioco, c'è Nuninho che prova a smarcarsi, prova proprio davanti a Erbi, si gira bene qui Nuninho, il lampo era pronto là in mezzo, Conrado Sampaio non riesce ad arrivarci. Mole di gioco interessante prodotto in questo frangente iniziale della partita da parte della squadra rossoblu. Leonardo che sta cercando ancora di prendere le misure. 17:23, ancora si deve attendere prima della ripresa del gioco e ora si riparte con Erbi che ha trovato Panucci, quindi Fernando Dos Santos protegge il pallone dall'attacco di Eder, ancora Panucci a segno la partita d'andata. Panucci, Fernando Dos Santos con il tacco, molto bene per Tidu con il mancino fuori, pallone non insidioso per Ezzi che ha controllato con lo sguardo, la sfera uscisse oltre la linea di fondo campo, si riparte. Ezzi stavolta con le mani verso Nuninho, il controllo da parte di Nuninho, l'indietro per Paolo Pinto. Eder Ruffine tiene il pallino ancora in mano il Città di Sestu, fermato qui Conrado Sampaio, vediamo se parte il contropiede. Ora Lecca per la Leonardo, preferisce attendere i rinforzi. Tidu, lo scambio ancora con Lecca, controlla il pallone, lo accarezza con la suola ma poi fatica a trovare soluzioni, pesca in qualche modo Fernando Dos Santos sempre nell'1 contro 1 con Eder, il tiro in porta smorzato da parte di Lecca, raccoglie facilmente Ezzi, riparte il Città di Sestu, subito il contrasto qui tra Paolo Pinto e Tidu, alla meglio il numero 6 della Leo che riesce a guadagnare la rimessa laterale. Lecca avanza, Lecca, le sue finte, ancora Lecca con il mancino in diagonale, la Leo in vantaggio a 16:19 dal termine del primo tempo, rasoiata, mancina vincente per Michele Lecca che va a ringraziare i suoi compagni in panchina, cambia subito il risultato, i padroni di casa sono avanti. Lecca ha fatto tutto molto bene, una serie di finte, poi il diagonale mancino che si è infilato all'angolino alla sinistra di Ezzi. Vediamo come reagisce il Città di Sestu che, come detto,
nei primissimi minuti di questa partita aveva cercato con costanza la manovra offensiva. Eder prova a girarsi qui con Rado Sampaio, fermato molto bene da Marco Tidu. Leo che inevitabilmente andrà a galvanizzarsi dopo il gol del vantaggio cercato qui dentro Nuninho. Cenno d'intesa comunque con Rado Sampaio. I due hanno provato a duettare per cercare di rendersi subito pericolosi dalle parti di RB. Controlla il pallone, o meglio ci prova a controllare l'uscita soprattutto. Paolo Pinto non ci riesce e offre questa rimessa in zona offensiva alla Leonardo. Davison all'indietro a cercare Panucci, dentro per Fernando Dos Santos, ha cercato l'anticipo qui in maniera sfortunata Paolo Pinto, poco cinica qui la Leonardo, non ne ha approfittato Panucci, la porta era sguarnita. Allora siamo dall'altra parte con Corrado Sampaio, prova ad andarsene, viene fermato in maniera regolare, dicono gli arbitri. Vediamo un po', il gioco è fermo, tanto pubblico, come vedete talvolta anche la visuale della nostra telecamera viene ostruita e il frastuono non sempre ci rende possibile sentire i fischi dell'arbitro. Vediamo un po', c'è una semplice rimessa in gioco in favore del Città di Sestu. 15:32, il pallone restituito da Corrado Sampaio a Manuel Herbi per la ripresa del gioco. Intanto osserviamo le operazioni di riscaldamento da parte di Vanderlei Bonfin, che sarà presto tra i 10 in campo, e in campo invece in questo momento Fabio Perdiga, come detto di rientro dopo un lungo infortunio di natura muscolare. Tentativo di controllo di Fernando Dos Santos, prova qui la botta con il destro, si immola Eder. I due si sono scontrati in maniera anche abbastanza violenta, pericoloso però Dos Santos, abbastanza vivace in questi primi minuti. Dovrebbe trattarsi soltanto di una botta per il capitano del Città di Sestu. Vediamo un po', ancora comunque abbastanza dolorante a terra. Ne approfitta mister Tony Petruso allora per operare il cambio, ed eccolo in campo Vanderlei Bonfin dopo la lunga squalifica. Maglia numero 5 per lui, intanto si rialza, fortunatamente nessun problema per Eder Ruffine. La rimessa in gioco sarà ovviamente in favore della squadra cagliaritana. Proprio Bonfin è pronto per l'esecuzione. All'indietro per la battuta di Davison, altissima sopra la traversa, nessun problema in questo caso per Roberto Ezzi. Eder lascia lì il pallone per Paolo Pinto, quindi chiamato in causa con la maglia numero 10 Dario Sebastian Nardacchione, nuovo ingresso in campo per i sestesi. Nardacchione qui prova a farsi vedere, Corrado Sampaio che dialoga ancora con Paolo Pinto. Nardacchione, Sampaio, ancora Nardacchione, difficile trovare spazi. Eder avanza, Eder sposta il pallone, va in orizzontale ancora per Paolo Pinto, con calma il Città di Sestu, gli spazi sono veramente angusti. Prova a girarsi qui Paolo Pinto, ci riesce. Pallone un po' arretrato per Corrado Sampaio, buona l'idea comunque il Sestu che prova a reagire dopo il gol dello svantaggio firmato, ricordiamo, da Michele Lecca. Eder, la botta di Paolo Pinto, il pallone fuori ancora di poco, con Herbi che anche in questo caso dava la sensazione comunque di essere sulla traiettoria. 14 minuti 34 secondi al termine della prima frazione di gioco. Herbi guarda in avanti, poi preferisce servire lateralmente Davison Viegas in verticale per Bonfin, subito fermato. Eder a costruire per Sampaio, dentro per Eder, si immola Davison che riesce a scongiurare questa potenziale opportunità per i rossoblù. Intervento puntuale in tackle scivolato per il giocatore brasiliano, concede soltanto il corner. Sarà Paolo Pinto a eseguire, si fa vedere Nardacchione. Eder con il mancino in porta, stavolta fuori in maniera più abbondante. E arriva la sostituzione anche per mister Chico Cocco con l'ingresso in campo di Gigi Asquer proprio al posto di Eder. Ora Panucci riceve da Perdighe, tentativo di dribbling per Panucci. Davison, ancora Perdighe, non trova Vanderlei Bonfin. Ha successo qui la pressione del Città di Sestu. La rimessa per Nardacchione verso Asquer, alza la testa, vede Sampaio.
Sampaio affrontato da Davison, torna all'indietro da Square, 14 da giocare nel primo tempo. Nardacchione avanza, sposta il pallone sul destro, inseguito da Perdighe, ancora Nardacchione da Sampaio. Sampaio, Nardacchione, l'1-2, la parata di Herbie sul tiro, va detto abbastanza centrale in questo caso da parte di Corrado Sampaio. Ad ogni modo il Città di Sesto sta provando ad accelerare i ritmi, cerca qui di andarsene di potenza. Vanderlei Bonfin non gli lascia neanche un millimetro. Gigi a Square che guadagna pure la rimessa dal lato. 13:33 le indicazioni di Coco che ha pronto un altro cambio. Sta per arrivare il momento di Nuninho nuovamente. Ora Ezzi, Pinto, Nardacchione cerca il numero. Qui sarebbe stata una giocata pazzesca. È riuscito a intervenire Herbie. Bonfin dall'altra parte protegge il pallone, glielo porta via Paolo Pinto e poi il contropiede orchestrato da Nardacchione. Rientra Paolo Pinto, non riesce poi a calciare col mancino. Attenzione a Bonfin dall'altra parte, non mantiene il pallone in campo, chiede un fallo probabilmente. Bonfin, la rimessa è per il Città di Sesto. Partita davvero avvincente. Fuori Paolo Pinto, abbastanza frustrato per qualche occasione mancata di troppo. C'è Nuninho in campo per il Città di Sesto. 13:06, respirano un po' ora le due squadre, davvero ritmi molto alti in questi primi 7 minuti di partita. Vediamo un po' qui la rimessa è per il Città di Sesto. Si tratta invece di corner con poi l'anticipo da parte di Panucci. Se ne va via Panucci, il pallone però era uscito anche qui. Mani sul volto per Fabio Perdighe, sembrava potersi scatenare una buona opportunità in contropiede per la Leonardo. Nuninho, Nardacchione mette la retromarcia. Nardacchione vuole ragionare, permette ai compagni di schierarsi, poi serve Nuninho a Square. Sampaio per Nuninho, ancora questo tentativo di 1-2 sull'asse Sampaio-Nuninho con il pallone un po' troppo profondo in questo caso. Buona l'idea, ad ogni modo Nuninho ha ringraziato il compagno, il gioco è ripartito. Perdighe in verticale, Bonfin fa valere il fisico contro Square, lascia lì con il tacco per Perdighe, rientra bene Perdighe. Davison poi non riesce a trovare la misura per la battuta in porta. Bene anche qui la Leonardo. Nuninho dall'altra parte, il doppio passo, guadagna probabilmente il calcio d'angolo e così l'intervento abbastanza deciso ma regolare da parte di Perdighe che ha spedito Nuninho a ridosso, lo vedete, dei cartelloni pubblicitari. Abbastanza dolorante al braccio Nuninho dopo la botta, probabilmente riuscirà a restare in campo senza problemi e così ha già battuto il corner Nuninho verso Nardacchione. Ancora Nardacchione, gran finta, poi mette in mezzo, il pallone si spegne fuori. Tutta la rapidità, la tecnica individuale di Dario Sebastian Nardacchione. 12:11, ci avviciniamo dunque a grandi falcate alla metà del primo tempo con la Leonardo che, lo ricordiamo, è avanti per 1-0 in questo derby valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A2. Anticipo di lusso qui al Palaconi. Andremo poi a vedere anche quali saranno le sfide che completeranno questa tornata di campionato. Intanto vediamo il pressing di Nardacchione a mettere in difficoltà Davison e infatti deve buttare il pallone sostanzialmente Davison Viegas. La rimessa è per Città di Sesto con lo schema qui chiamato da Nardacchione. Subito il tentativo in porta di Eder, a lato di poco anche in questo caso. Ennesima cannonata mancina da parte del capitano del Città di Sesto che, come spesso accade, guida i tentativi di rimonta della sua squadra. Perdighe, Panucci, Davison che si era fatto vedere ma non aveva ricevuto. Bonfin qui resta a terra dolorante, l'intervento di Eder è sul pallone. In seguito allo scontro resta a terra Vanderlei Bonfin. Soltanto una botta, Eder lo aiuta a rialzarsi. Perdighe che attende il compagno sia pronto per la ripresa del gioco. È arrivato anche un altro cambio, è tornato Tidu
per la Leo. Ora Davison si fa vedere proprio Tidu, riceve in questo momento dentro per Vanderlei Bonfin, si gira Bonfin, è arrivato Nardacchione però, attenzione al contropiede del Città di Sestu, Nardacchione in porta Herbie e poi Tidu mette fuori, vicina al gol del pari la formazione ospite. Bravo Herbie in questo caso a chiudere bene il primo palo. Corner per i rossoblu. Eder, altro tentativo di Sampaio e ancora il giocatore della Leo a immolarsi. Si trattava, se non abbiamo visto male in questo caso, di Tidu. Sampaio stavolta la finta prima di calciare ma non abbocca. Tidu si resta lì sostanzialmente con Eder sempre sul punto di battuta, prova a dialogare con Nuninho, dentro per Conrado Sampaio e arriva il gol del Città di Sestu, meritato pari per la squadra di Chicco Cocco, il lampo di Conrado Sampaio a 11:09 dal termine del primo tempo, terzo gol con la maglia rossoblu per Conrado Sampaio. Azione offensiva insistita, alla fine è stata premiata anche alla sorte la formazione sestese che ci stava provando con buonissima insistenza e che anche nei primi minuti della partita, prima del vantaggio della Leonardo, ha provato a produrre una mole di gioco abbondante. Ora Nuninho, Nardacchione, Nuninho ancora lo scambio, Nardacchione alza la testa, le finte di Nardacchione con la suola, insiste, trova Eder, non ci sono spazi, Eder riesce comunque a passare dentro per Nuninho, gira su se stesso, non abbocca le finte per Dighe, mette il pallone fuori. Città di Sestu che sull'onda dell'entusiasmo prova a punire ancora la Leo. Nuninho alza per Eder in porta, Herbie ci mette le mani, occasione per il raddoppio del Città di Sestu. 30 secondi dopo la cannonata mancina di Eder Rufine, Herbie ancora attento, secondo intervento prezioso da parte del portiere ex Città di Sestu, si fa vedere sul secondo palo, intanto Nuninho qui, Eder manda il pallone sul palo e ci sarà, giustamente credo, dopo la deviazione del portiere della Leo, ancora il calcio d'angolo per il Città di Sestu che può restare lì. Non convinto Herbie della segnalazione da parte del direttore di gara. Siamo quasi alla metà del primo tempo, 1-1 il risultato, botta e risposta tra Lecca e Conrado Sampaio. Il pallone alzato stavolta per Paolo Pinto, sbuccia un po' il pallone, c'era pronto Fernando Dos Santos a immolarsi. Stavolta non ci sono ovviamente delle deviazioni, si tratta di una semplice ripresa del gioco per Herbie, qui messo in difficoltà Lecca dalla pressione di Nardacchione, è salito di colpi il Città di Sestu, qui c'è lo scontro tra Fernando Dos Santos e Eder, scontro giudicato regolare, almeno in un primo momento. Vediamo un po', Fernando Dos Santos viene invitato a rialzarsi, ci sono un po' di scintille, questa è l'atmosfera da derby, ce lo aspettavamo. L'arbitro con qualche istante di esitazione è sembrato andare a segnalare una rimessa, vediamo un po', sì, per la Leonardo. Tidu sul pallone, 10:13 per Dighe, Lecca, Tidu, Fernando Dos Santos contro Eder, protegge il pallone, palla indietro da Perdighe, Lecca, Tidu, arriva l'anticipo di Nardacchione ma il pallone resta lì dopo un flipper al limite dell'area del Città di Sestu. Non ha pagato dazio stavolta la squadra di Chicco Cocco, che ora costruisce con pazienza affidandosi a Dario Sebastian Nardacchione. Lo sguardo in avanti, cerca la collaborazione di qualche compagno, la trova tra i piedi di Paolo Pinto. In campo con il numero 14 il rientrante Giacomo Ruzzu per il Città di Sestu, il pallone proprio per lui. Ruzzu protegge la sfera, arriva Dos Santos, poi si lotta ardentemente sul pallone, alla meglio la Leo. Dos Santos, ora il pallone con la suola, indietro per Dighe, Tidu, per Dighe, Lecca, alza la testa Lecca,
non trova nessun compagno, rischia tantissimo qui la Leonardo, che poi in qualche modo con Tidu allontana quantomeno i guai. Applausi del pubblico di fede rossoblu, perché il Città di Sestu sembra in grado di mantenere un po' il pallino del gioco. Qui c'è uno scontro tra Eder e Fernando Dos Santos, un po' di storie tese tra i due, non riesce a girarsi Paolo Pinto, braccato da due avversari, poi ancora intensità fisica abbastanza importante negli scontri. Speriamo che non si degeneri da questo punto di vista. Il pallone verrà rimesso in gioco da Eder. 8:47, Eder per Paolo Pinto, c'è la deviazione, c'è il corner per il Città di Sestu, che continua a occupare con costanza la metacampo offensiva. Eder, il conciliabolo coi compagni prima di andare a calciare il corner. Nardacchione controlla sull'attacco di Fernando Dos Santos, finisce per terra Nardacchione, esagera qui Dos Santos con la veemenza probabilmente del suo intervento, ed esagera anche con la mimica del corpo nell'andare a protestare. Viene per questa ragione richiamato dall'arbitro, che non tollererà ulteriori proteste. 8:39, 1-1 ancora il risultato, punizione per il Città di Sestu, secondo fallo cumulativo per la Leo. Seguiamo l'azione di Nuninho sul mancino, poi torna sul destro Nuninho, Herbie, la risposta puntuale del numero 22 della Leo. Panucci sulla pressione proprio di Nuninho, il pallone regalato qui a Ruzzu. Ancora Città di Sestu, Tidu a contrasto, finisce per terra Pinto, il pallone della Leo, a tratti sembra quasi una corrida. Panucci, 8:10, Lecca, ancora Panucci, se ne va via bene stavolta Lecca. Fernando Dos Santos, arriva il taglio del compagno ignorato, Dos Santos preferisce andare dalle parti di Panucci, quindi c'è Tidu, Eder sulle sue tracce, smorza il pallone, poi prova a calciare con il mancino. Panucci più che altro per evitare il possibile contropiede da parte di Nuninho. Fuori Ruzzu dopo questa brevissima apparizione in partita. C'è l'ingresso in campo, meglio il ritorno in campo di Conrado Sampaio a 7:52 dalla pausa di metà partita, con il risultato che ancora fermo sul punteggio di 1-1. Nuninho contro Panucci, cerca insistentemente il pallone Panucci, la rimessa è per la Leo. Premiato qui lo sforzo nel numero 11 di casa, Tidu. Herbie, a pressione furiosa ancora del Città di Sestu, ma il pallone passa, lo pulisce ancora Panucci, costruisce poi Marco Tidu, ancora Panucci. Lecca subito attaccato da Nuninho, pressione sempre più decisa del Città di Sestu, ma la Leo spesso e volentieri attacca con lucidità. Quel pallone è recuperato bene, Conrado Sampaio per Paolo Pinto, in porta la deviazione provvidenziale di Panucci. Si tratterà soltanto di angolo per il Città di Sestu. Preme ancora la squadra di Chicco Cocco. Conrado Sampaio e poi Paolo Pinto a cercare il gol del 2-1. Vediamo un po' come si sviluppa questa azione offensiva su palla inattiva. Eder qui prova a coordinarsi da posizione un certo favorevole per lui con il sinistro. Lecca a cercare Fernando Dos Santos, il solito duello con Eder. Panucci, Paolo Pinto sul pallone, protegge poi bene l'attacco di Fernando Dos Santos. Sampaio dall'altra parte, c'è Nuninho, Sampaio va direttamente sul primo palo. Tidu a ringhiare sul pallone, non c'è corner qui, c'è una semplice rimessa in gioco da parte di Herbie. Fuori Tidu a respirare un po'. Vediamo il cambio della Leo in campo con il numero 8 Cristian Billai per la formazione di Toni Petruso. L'uscita qui di Ezzi con Dos Santos che provava a disturbarlo da un portiere all'altro. Ora Herbie che appoggia comodamente per Panucci, poi Billai trova bene Dos Santos, il tiro di Fernando Dos Santos da posizione molto defilata, il pallone se ne va fuori. Arriva a 6 minuti e 45 secondi dal termine del primo tempo il primo time out della partita. A chiamarlo è stato Chicco Cocco.
il gioco al Palaconi. Ezzi, Paolo Pinto, si riparte dopo il time out di Cocco per sistemare ancora qualcosa in casa Città di Sesto. Si sta disimpegnando bene, insomma, la formazione rosso-blu. Mi è mancato spesso e volentieri soltanto il gol per coronare delle azioni ben costruite. C'è nuovamente Gigi Asquer in campo, eccolo a servire Conrado Sampaio. Punta Panucci, si va dall'altra parte da Paolo Pinto. Sulle sue tracce c'è invece Michele Lecca. 6:13. Nunigno, ancora il numero 5 rosso-blu. Spazio per il mancino di Asquer, la respinta di Herbie. Ha esploso il sinistro improvvisamente Asquer. Non è finita. Nunigno, Herbie ancora allontana la Leo. Forcing offensivo prolungato dei sestesi a caccia del gol del sorpasso. Nunigno, la Leo dall'altra parte pronta a far male in contropiede. Sampaio, Nunigno, Paolo Pinto, sulle sue tracce Panucci, Asquer, Nunigno. Ora si alza la pressione della Leonardo per cercare di tenere un po' lontani i guai, per allentare un po' la pressione, insomma. Sampaio, Asquer chiama e ottiene il pallone, ma lo perde Paolo Pinto. Attenzione al contropiede con Ezzi che ci mette un piede. La conclusione era stata di Panucci. Occasione Leo. 5:16 al termine del primo tempo. Panucci con la conclusione, Ezzi con la risposta, il piede. Mettere fuori. Corner per la Leo e a cercare Billai. Interessante l'idea da parte di Michele Lecca, il pallone respinto. Billai altissimo sopra la traversa, non spaventa in alcun modo Ezzi. Nardacchione, Asquer, Panucci che attacca immediatamente Sampaio. Nunigno, il pallone fuori, ha perso un po' di lucidità sulla pressione avversaria. Conrado Sampaio chiede scusa ai compagni, Asquer lo rincuora immediatamente. Ultimi 5 minuti del primo tempo, risultato ancora fermo sull'1-1 qui al Palaconi, nell'anticipo di lusso del 14° turno di campionato. Seguiamo l'azione di Bonfin con il tacco per la corrente Lecca, mi fa perdere il tempo dell'intervento Nardacchione. La rimessa sarà per Roberto Ezzi. Andiamo a vedere anche le altre partite che poi nella giornata di sabato andranno a completare questa giornata di campionato. Aosta contro Fenice, Carrecchiuppano contro Pistoia, Città di Asti contro Villorba, Milano contro Imolese, Città di Massa contro Olimpia Regium, L84 contro Sainz Pagnano. Attenzione a Nunigno, il pallone passa e arriva il sorpasso del Città di Sesto. Nunigno a beffare Herbie, il pallone che bacia il palo interno e poi va dentro. Avanti il Città di Sesto a 4:43 dalla pausa di metà partita. A segno ancora Nunigno. È andato sul primo palo Herbie stavolta dopo un primo tempo perfetto. Non è riuscito a opporsi. Poteva probabilmente fare qualcosa di più sulla conclusione comunque insidiosa di Nunigno. Attenzione a Sampaio sull'onda dell'entusiasmo. Qui la Leonardo riesce a salvarsi. Dos Santos dall'altra parte. Davison. Vediamo se cambia un po' il tema della partita ora, con il Città di Sesto avanti per 2-1. Davison si abbassa per ricevere Marco Tidu. Panucci. Portapalla ancora il numero 11, il contrasto vincente di Sampaio che poi si invola dall'altra parte. La trattenuta probabilmente è il fallo concesso in favore della Leonardo. Punizione già battuta. Tidu per Panucci e poi Fernando Dos Santos. Panucci ancora 3 minuti e 50. Tidu, Dos Santos prova ad andare verso il centro, attento Eder. Davison.
Panucci si è alzato dalla panchina della Leonardo Fabio Perdiga. Davison prova ad accentrarsi, poi torna sui suoi passi, prova a dialogare con Tidu, agganciato qui da Square. C'è la punizione in favore della Leo e il terzo fallo per il Città di Sestu. Fuori Panucci, torna Lecca per la Leonardo. Altro time out in campo, stavolta a chiamarlo è stato il tecnico della Leo, Tony Petruso. Questo è chiesto dalla Leo. Esatto. Meno male che non si sto segnando i punti. Tutto pronto per l'esecuzione del calcio di punizione. C'è Marco Tidu sul punto di battuta per la Leonardo. 3 minuti 32 secondi alla pausa. A Square in barriera si sposta Tidu, c'è Davison, allora la sua finta, poi il tiro in porta ancora da parte di Lecca, è attento Ezzi e blocca la sfera. Riparte il Città di Sestu. Nardacchione per Eder, c'è solo dall'altra parte Sampaio, non può ricevere. Nardacchione si sposta Eder, Nardacchione ancora braccato letteralmente da Lecca, poi riesce a passare verso Eder, dentro per Sampaio, se ne va Sampaio, il palo incredibile, a un passo dal 3-1 il Città di Sestu. Che cosa aveva fatto Corrado Sampaio? Se n'era andato via con una rapidità impressionante. Buono anche il diagonale, soltanto il palo qui ha salvato la Leonardo. Fernando Dos Santos, Tidu, Lecca. Dos Santos fermato qui facilmente da Eder, che però deve poi uscire da una situazione complicata. Tidu gli rende la vita difficile fino all'ultimo. Grande sacrificio da parte del numero 6 arancio-nero. Intanto seguiamo Nardacchione, il contrasto con Davison, si continua a giocare, si lamenta la panchina del Città di Sestu. Sampaio, Ruzzu, ancora Sampaio, 2-24 Eder, Sampaio, Nardacchione, come sempre il pallone incollato ai suoi piedi. Eder dall'altra parte vede lo spazio, poi Ruzzu che non riesce da posizione molto defilata a scavalcare Erbi. Non era semplice, ma applausi comunque per un'altra buonissima manovra espressa dal Città di Sestu. Anche dopo il gol del sorpasso, qui attenzione a Tidu, prova a scavalcare Ezzi che risponde presente e poi ne esce palla al piede. C'è il contrasto qui con l'intervento forse in leggerissimo ritardo da parte del portiere del Città di Sestu, che viene addirittura ammonito da parte del direttore di gara. Nulla toglie però all'intervento prodigioso in uscita su Tidu da parte di Roberto Ezzi. Palla al piede, poi allungato leggermente la sfera, è intervenuto vediamo un po', abbiamo visto prima uno schema particolare per la Leo, vediamo se si cambia opzione. Davison va sempre da Lecca per la battuta in porta, sempre velenoso il mancino di Michele Lecca. C'è stata la deviazione da parte di Ezzi, c'è il corner per la Leonardo. 1,57. Fernando Dos Santos cercava Davison, si torna dalle parti di Manuel Erbi. Davison, Eder l'anticipo e poi Corrado Sampaio
Pulisce l'azione Nardacchione. Ruzzu. Nardacchione. Eder non riesce a ricevere perché c'è l'anticipo da parte di Fernando Dos Santos, ma poi torna sul pallone. Eder resiste alla carica, si gira. Ruzzu. Si riparte da Ezzi. Sta per tornare Perdighe, c'è anche un infortunio, attenzione, qualche problema per Conrado Sampaio. E infatti è pronto a tornare Paolo Pinto. Forse un problema addirittura alla mano sinistra per il giocatore del Città di Sestu, che però resta in campo. È entrato ugualmente Paolo Pinto, è uscito invece Giacomo Ruzzu. Tutto questo a 1 minuto e 19 secondi dal termine del primo tempo. Il pallone sportivamente restituito dalla Leonardo al Città di Sestu, clima di sportività che regna all'interno di un derby comunque caratterizzato da sano agonismo fino a questo punto. Eder, 70 secondi ancora da giocare. Nardacchione, uno sguardo al cronometro, poi i suoi giochi di prestigio abbiamo imparato a conoscere. Nardacchione che rischia sulla pressione di Tidu. Pinto, Eder, tutto di prima, quindi Sampaio, bene dentro per Sampaio, ancora il pallone smistato qui da Nardacchione, vero pregevole la sua idea. Ci ha messo una pezza alla Leonardo, o meglio Sampaio in questo caso non è riuscito a calciare tempestivamente verso la porta avversaria. Davison scarica verso Fernando Dos Santos, 15 secondi. Davison si accentra, Davison contro Eder, dall'altra parte c'è Tidu, si immola Nardacchione, finisce per terra Tidu che protesta, si continua a giocare, 4 secondi. Paolo Pinto vuole addormentare il pallone, termina il primo tempo, il Città di Sestu è avanti per 2-1 sulla Leonardo, ha aperto le marcature con un preciso mancino Michele Lecca. Il pareggio del Città di Sestu qualche minuto più tardi con Conrado Sampaio, e poi la rete del sorpasso firmata invece da Nuninho. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari, scontro al vertice nel campionato di Serie D Girone G, Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e il Bosa in vantaggio! Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, poi la palla rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Dai 65 anni in poi la vaccinazione contro l'influenza è gratuita. Chiedi al tuo medico. Visita il sito vaccinarsiinsardegna.org.
Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Quando hai un mucchio di idee, a chi ti rivolgi per realizzarle? Squadre in campo per l'inizio del secondo tempo al Palacconi, si riparte dal risultato di 2-1 in favore del Città di Sesto. Vediamo se arriva la reazione della Leo in questa ripresa. Il primo possesso gestito dalla squadra di Toni Petruso con Michele Lecca che ha aperto le marcature dopo pochi minuti di questa partita, quindi Panucci, Perdighe, ancora la manovra della formazione cagliaritana, passa dai piedi di Marco Tidu, ancora Panucci, Perdighe, Panucci, Tidu si sposta sulla parallela, Perdighe non può ricevere il pallone, allora Lecca cerca qui la profondità, attentissimo Paolo Pinto che consente soltanto una rimessa in gioco alla Leonardo. Michele Lecca battuto all'indietro verso Marco Tidu, Panucci, Lecca, ora ancora la Leonardo con Fabio Perdighe, Panucci, Tidu per Panucci, affrontato da Eder dall'altra parte, Perdighe sul primo palo, la risposta di Roberto Ezzi che disinnesca la conclusione del capitano della Leonardo, pericolosa dopo 1 minuto e mezzo neanche del secondo tempo. Qui ha cercato la deviazione sotto porta di testa Marco Tidu, il pallone che è uscito fuori, toccato per ultimo proprio dal giocatore della Leonardo, Eder. C'è ora Corrado Sampaio, Eder ha cercato dentro Paolo Pinto, tutto facile qui per Erbi. Ora Podda, ancora il numero 2 riceve per larghi tratti del primo tempo. Abbiamo erroneamente chiamato Lecca, ma si tratta ovviamente di Michele Podda che all'inizio di questa partita ha realizzato peraltro il suo 12° gol stagionale. Ci scusiamo con il diretto interessato per l'errore. Intanto seguiamo Nuninho. Prova lo spunto in velocità contro Perdighe che si oppone allargando un po' troppo il braccio. Per questo fallo viene punito con l'ammonizione, ammonito Fabio Perdighe. 2:10 trascorsi nel secondo tempo, punizione per il Città di Sesto. C'è Paolo Pinto sul punto di battuta, sistema il compagno in barriera, l'estremo difensore della Leonardo Manuel Erbi, c'è proprio Podda in barriera. Pinto dentro per Corrado Sampaio, si torna fuori, ora Nardacchione. Fermato qui molto bene da Tidu, ritorna però Nuninho tempestivamente scongiura il contropiede avversario. Nuninho, Ezzi, il pallone direttamente fuori sul tentativo di rilancio da parte del portiere del Città di Sesto. Podda rimette in gioco,
verso Panucci, Tidu, Perdighe, attaccato da Pinto in maniera irregolare. Punizione battuta da Tidu. Panucci, la pressione di Nuninho, si gira Panucci, trova Podda, non riesce però a superare Conrado Sampaio. Podda rimesso in gioco verso Panucci, Tidu, ancora Podda. Perdiga, spazio per avanzare. Pinto si oppone una prima volta e poi anche una seconda. Grande attenzione in fase difensiva da parte del Città di Sesto, anche qui con Dario Sebastian Nardacchione. 16:54. Tidu, Panucci. Lascia lì un pallone un po' corto per Tidu, poi si appoggia in direzione di Podda, chiede il pallone in profondità Tidu, pallone che si perde poi oltre la linea laterale. La rimessa per il Città di Sesto con Eder, Città di Sesto che ha interpretato molto bene al di là dello svantaggio iniziale il primo tempo. Qui non riesce a superare due avversari Nardacchione. Podda, il gran numero, Podda ipnotizzato qui da parte di da parte di Iezzi. Ovvero pregevole però il dribbling da parte del giocatore in maglia numero 2 della Leonardo. La rasoiata col destro di Panucci, pallone fuori non di molto, insiste la Leonardo, provvidenziale poco fa l'intervento di Roberto Ezzi. Eder, Paolo Pinto, lungo Eder, troppo lungo però per lo scatto di Nardacchione, controlla Erbi l'uscita del pallone, poi andrà a rimettere in gioco per la sua squadra Tidu. Panucci, Dos Santos, il doppio passo sull'avversario, si trattava ovviamente di Paolo Pinto. Podda in avanti, Fernando Dos Santos si gira bene, l'anticipo qui secco di Sampaio, finito giù, contrasto regolare. Si riprende con la rimessa a beneficio di Eder, qui in scambio con Eder. Ultima deviazione qui ancora di un giocatore della Leonardo, allora la rimessa in gioco è per il Città di Sesto. Paolo Pinto, Eder, Nardacchione. Non trova sfogo questa azione da parte dei rossoblù. Allora Podda, Fernando Dos Santos cerca il numero, riesce a passare con il tunnel, addirittura il tiro col mancino alto. Ci ha provato Fernando Dos Santos. Poi Panucci, Dos Santos, il pallone raccolto da Ezzi. Leo pericolosa ancora. Rischia qualcosa Nardacchione, poi prova a passare in scivolata, c'è Tidu a mettere fuori. Eder, Paolo Pinto, ora Sampaio, passa il pallone verso Eder. Nardacchione si sposta verso il centro, Sampaio resiste alla carica, prova il tiro con il sinistro, pallone deviato, si tratterà di corner per il Città di Sesto. Non resta a guardare insomma la squadra di Chicco Cocco,
Anche la Leo negli ultimi minuti resa insidiosa in più di una circostanza. Eder si immola Podda. Paolo Pinto verso Ezzi, lungo Ezzi per Eder, fatica un po' nel controllo stavolta il capitano del Città di Sestu. Dos Santos gli porta via il pallone Nardacchione, la trattenuta plateale per Fernando Dos Santos, arriva il giallo per il giocatore della Leo, poi va a chiedere scusa a Nardacchione. Fallo plateale per evitare il peggio da parte di Dos Santos. E allora 14-18, secondo fallo per la Leonardo, calcio di punizione sul quale è già pronto il mancino di Gigi Asquer. Herbie a dettare le operazioni per la Leonardo, la rincorsa di Asquer, il tiro deviato da Sampaio, finisce sul palo, incredibile. Dos Santos dall'altra parte, Panucci a un passo davvero dal 3-1 il Città di Sestu. Davison, Herbie, l'anticipo di Asquer, poi il duello vinto da Panucci. Non riesce però questo suggerimento verso il centro. Può respirare qui il Città di Sestu. Ci aveva provato in precedenza Billai. Nardacchione, alla meglio Panucci che fa valere il fisico. Dos Santos non controlla, Asquer, serve Ezzi, lungo Ezzi, trova Sampaio, intervento di Davison regolare, poi il contropiede rapido del giocatore brasiliano, tempestivamente bloccato qui da Nuninho. Fuori Nuninho. C'è Paolo Pinto. Anzi è uscito Sampaio, Nuninho ancora in campo per il Città di Sestu. Prova a sfondare ancora Billai. Dos Santos per poco non ci arriva, in scivolata con il tentativo di deviazione sul secondo palo. Nardacchione prova a farsi vedere in velocità per dare una soluzione al suo portiere, ma non può in alcun modo raggiungere questo pallone. Ricostruisce Panucci, ritmi che sembrano essersi un po' abbassati in questo secondo tempo. L'intervento qui di Paolo Pinto sul pallone in precedenza, forse c'era la spinta di Nuninho, dovrebbe essere stata questa l'irregolarità ravvisata dall'arbitro, quantomeno Paolo Pinto era sicuramente intervenuto sul pallone. Ad ogni modo c'è il secondo fallo cumulativo per il Città di Sestu, sono 2 per parte a 13-12 dal termine della partita, con la squadra sestese che è avanti per 2-1. Davison guarda la porta, Davison, la risposta di Ezzi dopo il tiro cercato dal giocatore brasiliano. Billai, Panucci resiste alla carica di Nuninho ma non a quella di Paolo Pinto. Contropiede del Città di Sestu, non è abbastanza rapido qui Paolo Pinto, allora Dos Santos dall'altra parte sul pallone, qui Nardacchione, contropiede del Città di Sestu. Davison con il fallo, attenzione perché qui si accendono anche un po' gli animi, insorge la panchina della Leonardo, cartellino giallo per Davison. Mister Tony Petruso molto arrabbiato. Per la mancata concessione del fallo sull'azione precedente, non tanto per questa ammonizione.
ripetiamo, ai danni di Davison. 12:39 al termine della partita. Ancora vedete il lungo dialogo tra Fernando Dos Santos e l'arbitro. Città di Sestu che ha forti motivazioni ovviamente per questo derby, perché vuole tra le altre cose cancellare lo stop casalingo dell'andata. Come detto, 5-1 il risultato finale in quel caso. Una partita inaugurale della stagione, con i rossoblù che vennero probabilmente puniti anche al di là dei propri demeriti, con un passivo piuttosto pesante per Diga e Podda, segno per gli arancionieri nel primo tempo. Papù per accorciare in casa Città di Sestu, poi ancora Podda, Dos Santos e Panucci che chiusero definitivamente i conti per la Leonardo. Vediamo, qui c'è il calcio d'angolo per il Città di Sestu. 12:34. Si fa vedere Eder, lascia rimbalzare a Square. Eder qui rischia qualcosa il Città di Sestu, allora Eder saggiamente allontana il pallone senza badare tanto allo stile. Leonardo che si affida invece dall'altra parte a Davison. Dos Santos con la punta, il pallone deviato 2 volte e allora corner per la compagine cagliaritana. Davison allontana Square, anche lui senza andare troppo per il sottile. A prendersi il pallone per la battuta Panucci, lo scambio con Billai, ancora Panucci a tagliare il campo verso Dos Santos. Troppo lungo il suggerimento, lascia scorrere Dos Santos. Respira anche il Città di Sestu che ha sostituito a Square con Sampaio. Ezzi a cercare qui Nuninho, un abbondante anticipo Erbi. Panucci, Billai chiama il pallone Dos Santos, si rifugia ancora il Città di Sestu. Una rimessa laterale, Dos Santos a puntare Nuninho. Panucci, Davison, Billai, Davison prova a girarsi, Davison ci riesce ma non riesce a guadagnare campo. Ancora un recupero di palla interessante, Nuninho, il dribbling sontuoso e arriva il gol del 3-1. E che gol di Nuninho che firma la sua doppietta. Il Città di Sestu capitalizza al meglio. Un'altra opportunità offensiva. Gran lavoro qui da parte di Nuninho. Con la suola mandato a vuoto Erbi e poi in maniera chirurgica ha messo in rete. Città di Sestu 3, Leonardo 1. 11:26 sul cronometro della partita. Prova a ripartire subito Davison. Resta a terra, vengono reclamati i soccorsi per il giocatore brasiliano della Leonardo. A terra infortunato subito dopo il gol di Nuninho. Sembra essere abbastanza preoccupante il problema accusato da Davison a diverse stagioni. Il giocatore brasiliano difende i colori della Leonardo, si tocca dietro la coscia a destra e viene applicato il ghiaccio spray, come vedete. C'è una botta per lui semplicemente in questa circostanza. Abbiamo detto della partita d'andata vinta dalla Leo, abbiamo detto anche dei marcatori, fu una partita storta che segnò l'inizio di un girone di andata da incubo per il Città di Sestu e l'augurio ovviamente della formazione del presidente Agus che questa partita invece possa rappresentare un nuovo inizio, soprattutto un nuovo viatico
per il proseguo di una stagione che peraltro è ancora molto lunga. Intanto si rialza Davison, purtroppo è ancora molto dolorante. Zoppica viene portato, meglio accompagnato a braccia fuori dal campo, dovrà probabilmente salutare qui la partita. Tidu in campo per la Leo, Tegola per mister Petruso a 11:16 dal termine di questo derby. Ancora qualche istante prima della ripresa del gioco, noi ne approfittiamo anche per darvi i prossimi appuntamenti riguardo a queste due squadre. Città di Sestu che nel prossimo turno sarà di scena al Paladante contro il Città di Massa. Tranquilla. Mentre qui c'è Podda a recuperare il pallone, l'anticipo di Eder, lo scambio, ancora Eder, si porta il pallone fuori. Secondo l'arbitro con mister Enrico Cocco, che invece chiedeva un'ultima deviazione da parte del giocatore della Leonardo. 11 minuti esatti alla sirena finale di questa partita, con Tidu che avanza, ora Podda ricevuto da Panucci, Podda, Panucci, Tidu. Il recupero regolare da parte di Sampaio, Sampaio in porta, Erbila tiene lì. Ancora opportunità per il Città di Sestu. Corrado Sampaio ha recuperato il pallone, posizione molto vantaggiosa. Bravo Erbi in due tempi. Intanto il pallone è troppo lungo per Podda in questo caso. Ancora il tanto lavoro di sacrificio da parte di Marco Tidu. Ezzi a cercare Sampaio, si allaccia un po' con Perdighe, un braccio poco amichevole nell'ultimo caso. Ad ogni modo si tratterà di corner per il Città di Sestu. 10 minuti, 10 secondi alla fine della partita. Eder, non ci arriva Sampaio, l'ultimo tocco è di Perdighe. Paolo Pinto sul punto di battuta. Eder, testa alta, Eder lascia lì per Paolo Pinto. Corrado Sampaio, ancora Paolo Pinto. Sampaio lascia sfilare Pinto per Eder. Rischia qualcosa il Città di Sestu, che infatti perde il possesso del pallone. Allora la Leonardo con Podda prima e Panucci poi. Seconda metà della seconda frazione che è iniziata. Pinto, altro pallone recuperato e applausi per questa giocata da parte del numero 12. Eccolo ricevere il pallone, scambiato con Sampaio. Eder, Sampaio non resiste al contrasto con Panucci. L'ultimo tocco è stato del 12 rossoblu. Rimessa a Leo con Marco Tidu. Podda, Tidu, Perdighe, centralmente Podda verso la corrente. Marco Tidu in porta, Tidu, il pallone fuori senza particolari problemi per Roberto Ezzi. Eder, Paolo Pinto
Ha recuperato la Leo, Perdighe, la respinta con il piede ancora da parte di Ezzi, diventa un assist poi per Conrado Sampaio che a tu per tu con Erbi si divora l'opportunità del 4-1. Pericolosissimo ancora il Città di Sestu, 2 chance per arrotondare ancora il risultato. Registriamo un'altra sostituzione con l'ingresso in campo di Siddi, qui Podda ha provato ancora a rendersi pericoloso, Ezzi a rimettere in gioco Eder, pallone fuori sul tentativo di controllo qui di Nardacchione. Perdighe, Tidu, 8 minuti 30 secondi alla fine. Podda non passa, c'è Nardacchione, prova ad accelerare, ci riesce, dentro per Sampaio, sfiora il palo Conrado Sampaio. Terza opportunità per il 4-1 del Città di Sestu, fuori Sampaio, torna Nuninho, autore di quello che è senz'altro il più bel gol di questa partita. Perdighe, numero 5. Tidu, Perdighe subito a cercare Tidu, all'indietro per Podda, Perdighe, Nardacchione qui sosteneva di essere entrato in maniera regolare, non è così secondo l'arbitro, c'è il fallo di Nardacchione su Perdighe, i due si spiegano mentre avanza Podda per la Leonardo. Podda prova stavolta con il destro, attento Paolo Pinto, concede il corner. Provato qui l'inserimento proprio Siddi per la Leonardo, nulla di fatto. Eder, lo stop con il petto di Nuninho che poi calcia all'altezza praticamente della linea di fondo campo, trova comunque Erbi e quindi c'è il corner. Vediamo un po', Perdighe va a richiamare l'attenzione dell'arbitro perché c'è una zona del parquet che è bene asciugare, ne approfitta il Città di Sestu per operare il cambio, l'uscita di Paolo Pinto, il ritorno in campo di Gigi Asquer. Nuninho è pronto alla battuta per il Città di Sestu. Va in porta Square, conclusione altissima, nessuna deviazione. Erbi, Podda, Perdighe che rischia tantissimo la Leo, attenzione perché il pallone è ancora buono, non riesce a metterlo in mezzo Nuninho, c'era in agguato a Square, si tratterà comunque di corner. 7:41, Nuninho lascia l'incombenza a Eder, si tratta di semplice rimessa laterale, a Square si coordina, è andato a respingere probabilmente proprio Nuninho. Nardacchione, Nuninho, a Square, Eder mantiene il possesso palla. Il Città di Sestu vuole tenere il più possibile lontani i guai in questi ultimi 7 eventi di partita, anche se poi Ezzi deve allontanare il pallone. Ora subito la pressione su Podda, lo arpiona Nardacchione. Nuninho, calma per il Città di Sestu, si amministra anche il cronometro. Nardacchione leggermente sbilanciato qui, resiste comunque alla carica, offre un pallone interessante per la discesa di Nuninho, leggermente però troppo lungo. Attenzione qui, il pallone è buono, Nardacchione attaccato da dietro da Dos Santos, intervento regolare, parte Dos Santos in porta centralmente, in due tempi fa suo il pallone Roberto Ezzi. Nuninho rapidissimo dall'altra parte, c'è un'autostrada per Nardacchione, prova a servirlo
qui Nunigno, ma è attento ancora Herbie, Perdiga, dall'altra parte Podda, attenzione a Michele Podda, interviene Eder, non cala mai la sua concentrazione, Dos Santos alle stelle poi con il tentativo di prima intenzione con il destro, torna Sampaio fuori in Ardacchione, 6:29 da giocare. Eder prova a smarcarsi Sampaio, riceve in questo momento ancora Eder, lo scambio tra i due, il pallone buono in profondità per Sampaio, l'intervento di Perdiga, il pallone e poi va a toccare il soffitto del Palaconi. Sta arrivando un altro cartellino giallo, vediamo un po', è per Nardacchione, è in panchina, ammonito il numero 10 del Città di Sesto, evidentemente è arrivata qualche parola di troppo. Ora anche il direttore sportivo Sandro Mura e l'allenatore peraltro del Città di Sesto Enrico Cocco vanno un po' a calmare il giocatore argentino, che finisce dunque sul taccuino dei cattivi. Eder a cercare Sampaio, preso in controtempo qui. Sei e 16, si riparte dai piedi di Herbie. Perdiga, Panucci, Perdiga chiede, ottiene il pallone Billai. L'ultimo tocco qui è stato il giocatore del Città di Sesto. Perdiga, Dos Santos, Perdiga, Panucci e ancora il capitano della Leonardo. Il tempo inizia a stringere per la squadra di Toni Petruso. Buono il dribbling di Billai, che non riesce però a superare Conrado Sampaio, si lancia in contropiede solo, però Sampaio non aspetta i compagni, cerca un dribbling sulla linea laterale. L'arbitro era proprio lì e ha segnalato la rimessa per la squadra cagliaritana. Billai, Perdiga, Dos Santos, si fa vedere, riceve Billai, Panucci, gira bene il pallone, l'indirizzo di Panucci, Dos Santos lascia sfilare, bene per Billai, ci mette un piede Sampaio che poi controlla e cerca di uscire da quella gabbia, lo fa guadagnandosi il fallo. Tra poco Nunigno in campo per il Città di Sesto. Paolo Pinto, Eder, ancora il numero 12. Ezzi e poi allontana Sampaio, o meglio cercava in qualche modo a square, si è schiacciato un po' troppo all'indietro qui il quintetto di mister Cocco. Dos Santos, Billai allontana square, recupera Panucci, 4 minuti 30 secondi alla fine. Tidù, Panucci, Dos Santos con il tacco, trova Billai, lo scambio, e ancora Billai attaccato forte da Paolo Pinto. Leonardo costretto a tornare da Herbie, direttamente fuori, forse qualche segnale di stanchezza che si inizia a intravedere in casa Leonardo. Eder, la corsa di Paolo Pinto, buono l'aggancio, poi arriva Billai, angolo per il Città di Sesto che in questo momento amministra con buona lucidità il doppio vantaggio. Eder, il tocco di ritorno di Sampaio un po' corto per scongiurare la possibile ripartenza della Leonardo
Square mette direttamente fuori. Già ripartiti con Panucci, Billai, Dos Santos, trova Tidu, cerca lo spunto Tidu, sulle sue tracce c'è Square, rimessa Leo in porta, Panucci alto di pochissimo, c'era stata la deviazione, c'è il corner per la Leo e prova a riprendere vigore in questo finale di partita. Pallone che deve essere raccolto da Manuel Herbie. Alza per Fernando Dos Santos, di testa a Square. Tidu, Dos Santos, Billai, doppio passo di Billai, sposta il pallone sul sinistro a Square, all'indietro un pallone pericoloso. L'ultimo tocco secondo l'arbitro è di Paolo Pinto. A 3 minuti e 29 secondi dal termine della gara c'è un'interruzione chiesta dal tecnico della Leonardo, Tony Petruso. Si torna in campo dopo il time out, possesso Leonardo, Dos Santos direttamente fuori però. Non ha optato per il portiere di movimento, mister Tony Petruso, intanto lascia rimbalzare il pallone Eder, lo protegge poi molto bene qui, lavoro da applausi per il capitano del Città di Sestu. Era esattamente ciò che serviva alla sua squadra per respirare, far passare ancora dei secondi preziosi, anche se indietreggia troppo qui il Città di Sestu. Fin quasi a ridosso della linea di porta, chiede la rimessa a Ezzi, pallone invece della Leo, continuano le proteste, il pallone era stato poi rimesso in mezzo, fase di confusione generale. Dos Santos, Podda in porta, arriva la deviazione provvidenziale di Roberto Ezzi. Numeri importanti, non lo scopriamo certo oggi, per Michele Podda nel giro azzurro. Qui l'anticipo di Nardacchione con una velocità impressionante, Herbie attento. Buona senz'altro anche la prova di Nardacchione, che non ha trovato il gol ma è riuscito a rendersi utile in tanti altri modi. Eccolo qui ancora il numero 10 per Conrado Sampaio. Si gira Nardacchione, Eder avanti per Paolo Pinto, Herbie in ritardo qui, corretta la decisione dell'arbitro. Entrata in ritardo, ripetiamo, da parte del portiere della Leonardo. Si tratta del quinto fallo peraltro per la formazione cagliaritana. Si rialza Paolo Pinto, punizione Città di Sesto, 2:44, si avvicina la fine di questa partita, potrebbe rappresentare tanto per il girone di ritorno nel Città di Sesto. La lunga rincorsa da parte di Eder.
Paolo Pinto. Qui spinto probabilmente Eder, poteva starci un fischio arbitrale, l'1-2 che non è riuscito proprio perché Eder era stato spinto in precedenza. Ad ogni modo ecco il portiere di movimento per la Leonardo, si tratta di Panucci. Ha scambiato qui con Podda, chiede il pallone Siddi, non lo ottiene, ancora Podda, ecco allora Siddi, Podda, Panucci, Tidu. Dos Santos si muove lungo la linea di fondo, dall'altra parte c'è pure Siddi, è andato direttamente in porta, qui Panucci, la deviazione di Roberto Ezzi ancora molto attento. Panucci, ultimi 2 minuti di partita, Podda, Siddi, lungo scambio tra i due, Podda, Siddi, ancora Podda, Dos Santos, Podda, il dribbling ancora Dos Santos, poi Tidu che conclude alto, sospiro di sollievo per il Città di Sestu. Nuovo time out in campo, stavolta a chiamarlo è stato Enrico Cocco. Riprende il gioco Ezzi lungo da Nardacchione, 1:43 ora. Nardacchione, Eder, Sampaio, Pinto di prima per Nardacchione, buona l'idea, pallone però fuori ed ecco ancora il portiere di movimento, torna Panucci per la Leonardo, 93 secondi per il miracolo dei cagliaritani. Il Città di Sestu che cerca ancora di difendersi con ordine senza rischiare più del dovuto. Podda, Panucci, la pressione di Sampaio, l'ultimo tocco è proprio del 18 rossoblù. In porta Podda, la risposta di Ezzi, la porta è vuota e arriva il gol del 4-1, ha segnato il Città di Sestu, ha segnato Dario Sebastian Nardacchione che va a festeggiare sotto la porzione di tribuna molto abbondante, riservata o meglio occupata dai tifosi del Città di Sestu. E ora è chiuso il derby con il gol dell'argentino in maglia numero 10, solo per l'orgoglio in avanti la Leonardo. A questo punto Dos Santos per Tidu, subito la conclusione, murato da Pinto, poi insiste Siddi, Sampaio, il fallo di Fernando Dos Santos segnalato in ritardo dall'arbitro. Panucci non le manda a dire al direttore di gara. Ora rischia di subentrare un pizzico di frustrazione per i cagliaritani. Panucci e Sampaio si dicono qualcosa. Petruso saggiamente riporta la calma, anche se forse ce l'ha con Conrado Sampaio, a dire il vero. Allora c'è il tiro libero ovviamente per il Città di Sestu in seguito al fallo. Parte di Panucci, tenterà la trasformazione Eder Ruffine, 50 secondi al termine sul 4-1 per il Città di Sestu.
Eder contro Erbi. Il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Eder, ipnotizzato da Erbi, non riesce Nardacchione con il tocco sotto misura a correggere in porta. Allora Dos Santos dall'altra parte, arriva subito Eder, prova a passare Dos Santos, non ci riesce, resiste il fortino rosso-blu con Paolo Pinto che però non guadagna la rimessa, si gira Dos Santos, il pallone che danza lì pericolosamente, Siddi fermato, allora Paolo Pinto dall'altra parte per Nardacchione, il numero di Nardacchione, poi Sampaio che trova la traversa. 20 secondi al termine, poteva mettere il punto esclamativo il Città di Sestu, fermato solo dalla sfortuna. Podda sbaglia e poi Iezzi subito per Nardacchione, ancora le sue doti di palleggio davvero notevolissime. Nardacchione in velocità, inseguito da Tidu, un treno in corsa, il numero 10. Finisce qui il derby ed è il Città di Sestu che batte la Leonardo con il risultato finale di 4-1. Un derby intenso al Palaconis, bloccato dal gol di Michele Podda. Ha pareggiato poi Conrado Sampaio, il sorpasso firmato Nunigno, e poi nella ripresa il Città di Sestu è riuscito a chiuderla ancora con Nunigno e poi il gol del definitivo 4-1 firmato da Dario Sebastian Nardacchione. Grazie a questo successo il Città di Sestu sale a quota 15 punti in classifica e inizia a vedere un po' la luce dal punto di vista della graduatoria. Resta invece in zona playout la Leonardo con 10 punti in classifica. A me non resta altro che ringraziare Andrea Farris per le immagini e per la collaborazione tecnica. Da Roberto Rubio l'augurio di un felice proseguimento sempre con i programmi di Directa Sport. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.